Musei cittadini con ingresso gratuito in città, piccoli omaggi e doni alle donne per l'8 marzo. Il centro di Padova si è tinto di giallo mimosa, fiore simbolo della festa, grazie all'iniziativa dei commercianti che per il 7° anno consecutivo hanno consegnato ai negozi 150 piante, come racconta la promotrice Wanda Pellizzari. Ne abbiamo posizionate davanti ai negozi, come ho detto prima, ben 150 e questa macchia di giallo, non solo macchia di colore ma anche di profumo, sta raccogliendo il consenso di tutti coloro che passano per il nostro centro storico. È un bel vedere, vogliamo con questo non solo festeggiare l'8 marzo e tutto quello che appunto questa data rappresenta, ma anche la primavera in cui noi speriamo molto. Giallo sole, giallo primavera, giallo rinascita, perché l'8 marzo sia la festa delle conquiste raggiunte nella parità tra donne e uomini.